Ciao bambini! Oggi vogliamo darvi subito la soluzione all'indovinello che abbiamo fatto la scorsa volta. Ve lo ricordate? Pilotino si è stancato e per questo vuole essere trasportato. Non prenderà treno o aeroplano perché non vuole andare troppo lontano. E allora, di cosa si parlerà? Di un veicolo che conosci già. E quale sarà? La soluzione all'indovinello è l'autobus. Oggi Pilotino salirà in autobus. Bambini, mi raccomando, anche quando si sale in autobus ci sono delle regole da rispettare. Prima regola, non si deve correre per salire in autobus. Ci si mette in fila indiana. Questa è la seconda regola. Terza regola, non si deve spingere. Si aspetta con calma il proprio turno. E allora bambini, e Chiara, Veronica, siete pronte per salire sull'autobus? Sì! Andiamo! Chiara, Veronica, vi ricordo, in fila indiana non si spinge. Ok. Prego ragazze, buona gita! Grazie, ciao! Buongiorno! Chiara, dove vai con lo zaino? Vado a sedermi. Brava, vai a sederti che voglio proprio vedere dove metti lo zaino. No! Bambini, lo zaino non si tiene sulle spalle, mi raccomando. Ci togliamo lo zainetto e lo mettiamo per terra, lo appoggiamo in mezzo ai nostri piedi. È importantissimo per la nostra sicurezza. E Chiara, non ti stai dimenticando qualcos'altro? Devo mettere la cintura. Bravissima! Mi raccomando bambini, anche sull'autobus ci si allaccia sempre la cintura di sicurezza. Buona gita! Grazie. Ciao! Buongiorno! Ciao, L'amico di Pilotino può salire a sì bordo? certo, sali pure. Grazie mille! Ciao ragazze! Com'è andata la gita? Bene, è stata molto divertente. Bene, sono contenta. Andiamo? Ciao. Dove state andando? Ferme! Prima passa l'autobus. Una volta che l'autobus è partito, allora si può attraversare la strada. Bambini, è molto importante. Prima parte l'autobus e dopo attraversiamo la strada, perché noi siamo più piccini dell'autobus e l'autista può non vederci. Ricordatevelo. Ok. Chiara, Veronica, vi ricordate cosa avete dovuto allacciare salita in autobus? La cintura. Ma secondo voi solo in autobus bisogna allacciarsi la cintura? No, anche negli altri veicoli. Tipo? Nell'automobile! Bravissime! Bambini, ricordatevi, quando salite a bordo di un veicolo, ad esempio la macchina, cioè l'automobile, dovete sempre allacciarvi la cintura di sicurezza, sia chi si siede davanti, sia chi si siede dietro. E soprattutto voi bambini, mi raccomando, la prima cosa che fate appena salite in auto è sedersi sul seggiolino, allacciarsi la cintura. Quindi il primo rumore che dovete sentire è clac, il rumore della cintura che viene allacciata. È molto importante bambini, per la vostra sicurezza. Bambini, siamo arrivati alla fine dei nostri incontri di educazione stradale. Guardate che abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. Aiutateci a far rispettare le regole di Pilotino, perché bambini, gli adulti qualche volta cercano di fare i furbetti, ma furbo non è chi non rispetta le regole. Ricordatevi, furbo è chi rispetta le regole di Pilotino,
perché non si fa male e non rischia di fare male agli altri. Bambini, vi ricordo che fuori dal comando di polizia locale di San Donà di Piave c'è una cassetta delle lettere che aspetta i vostri disegni, le vostre domande e anche il nome che volete che venga dato all'amico a quattro zampe di Pilottino. Vi ricordo di votare Birillo. No, Fischio. Cappuccino. Dietro ai vostri disegni dovrete scrivere il vostro nome, cognome, l'indirizzo e un numero di telefono. E per tutti voi, Pilottino ha preparato una bellissima sorpresa. Oggi abbiamo anche una novità. I bambini che abitano lontano e non possono venire al comando di polizia locale di San Donà di Piave per portarci i loro disegni, le loro domande e il nome che hanno scelto per il cagnolino di Pilottino, possono inviarceli al seguente indirizzo mail: pilottino@sandonadipiave, tutto attaccato e senza l'accento sulla a.net. Ve lo ripeto ancora: pilottino@sandonadipiave.net. Bambini, mi raccomando, entro il 1° di luglio, perché poi ci rivedremo per mostrare i vostri disegni, per rispondere alle vostre domande e per dare il nome al cagnolino di Pilottino. Ciao bambini!